Sono molto convinto che le idee sono sempre già nell'aria, tutte. E in quel momento là tu ti trovi nelle condizioni ideali per acchiapparla, per farla tua, per interpretarla. Questo vale anche per l'ispirazione, sappilo. Quindi io a un certo punto ho deciso che la mia vita doveva ruotare attorno alla curiosità di trovare idee. Non mi voglio definire un inventore, però comunque uno che sta in quella sfera lì per la quale tu devi produrre delle idee nuove. A un certo punto può succedere che tu abbia una richiesta di un certo tipo di prodotto, nel mio caso, o di servizio, e tu sei allenato a scavare e a cercare dove gli altri invece si fermano molto prima, che è una predisposizione. La predisposizione di uno che fa i 100 metri di velocità è di saper correre veloce, ma per saper correre veloce si è allenato per fare quella cosa là. Quindi noi siamo costantemente in allenamento, costantemente, su tutti i fronti, nell'essere sempre in quella fase astratta di una cosa che ancora non c'è, di una cosa che ancora che non è proprio un star bene, te lo dico. Sicuramente non è una comfort zone. È un continuo mettersi in discussione.